Ben trovati amici di Aquile. Anche questa puntata è ricca di argomenti e di ospiti interessanti. E prima di affrontare però questa puntata siamo a riproporvi la domanda della settimana. Come ben saprete, almeno come ben sapranno gli abitanti del Friuli occidentale, del Pordenonese in particolare, nell'ultimo periodo c'è stato un problema riguardante la potabilità delle fontane pubbliche. Ecco, sembra che questo problema sia causato da un abbassamento delle falde, in primis, e conseguentemente ad una concentrazione delle sostanze inquinanti che ovviamente vanno potenzialmente a danneggiare l'essere umano. E la domanda di questa settimana quindi è la seguente: siete favorevoli o contrari al fatto che, quantomeno a livello regionale, venga proposta una normativa che vada a limitare l'uso di pesticidi in agricoltura? Mandi Aquile Liberis, voi con una ciacarade, torniamo a vedere l'avvocato Luca Campanot, che non stiacare queste volte dalla Bibbia, dall'edizione nuove che è state fatte dalla Bibbia Furlane. Io ho avuto una grossa esperienza, che vi ho fatto un gruppo per la lettura in Furlan dalla Bibbia un po' di anni fa. Mi è andato in la targa perché era il gruppo grosso, no? Allora, se non mai, Luca, questo evento nuovo che alla facciacarà un po' ultimamente. Mandi a tutti, buonasera e grazie sempre per i vostri inviti che mi permettono di rivelare sempre dalla mia passione per il Friuli e per il Furlan e per affrontare di una tematica anche di attualità, perché recentemente è su della seconda edizione della Bibbia. In realtà è la terza, perché negli anni 70 era stata pubblicata la prima grande Bibbia monumentale che però non aveva l'approvazione ufficiale dell'Eglise. Questa è la seconda edizione dalle Sacre Scritturis completis, voltadis dutis par Furlan, che ha l'imprimatur de CEI e dell'Eglise Cattoliche a livello ufficiale, presentate il 1 di febbraio a Udin dal presidente della CEI. È un'opera più compatte, più pratiche, rispetto all'edizione intermedia, la prima che aveva l'ufficialità. Anzi, di reclamare Aquileta la custodia con i mosaici dalla Basilica e dalla Iglesia Mari e anzi di compattare queste nuove pubblicazioni creando un'edizione che sia massimamente pratiche e anche economiche, perché il pricing è assolutamente abbordabile, per cui che non è abbonata alla vita cattolica e cala di paiale
si favele di 24 euro, fra l'altro anche la distribuzione si poi sulla filologica, quindi insomma si lattiate facilmente. Ecco, un momento che la facciamo, un momentino io Friuli. per far capire la grandezza e la pistolezza dalle lettere che sono drenti. Troppi 1000 pagine sono qui. Sono miliardi di pagine, anche perché l'edizione compatta naturalmente a parte arriva su circa 3000 pagine in realtà. I caratteri comunque sono avonde facilmente decodificabili e è anche una parata di notice, è un'introduzione generale, sono le tabelle finali che vanno a impreziosire l'opera a livello storico, a livello geografico. È un piccolo glossario, insomma è un'opera complete. Il nuovo format al ciris di svicinare all'uso pratic, che può essere catechetic, che può essere ecclesiastic, ma può essere anche culturale, perché le Sacre Scritture sono prendi tutti i libri dai libri di ispirazione divina, ma sono anche un libro di storia, un libro di culture, un libro di tradizione, che bene o male in l'idrisarsi, ecco, le nostre origini, ecco, dalla nostra civiltà cristiana. Vino di riguardare qui che la voltata in Furlan. Sì, è un'opera ciclopiche, l'onore dalla traduzione, l'onore di questo grandissimo lavoro è di due predis Furlans, Checo Placerean e pre Toni Belline, che andate sostanzialmente la vita, anche un subal la loro vita, per regalare al popolo Furlan tutte le Sacre Scritture, tutta la Bibbia, te lingue furlane. E avevano assolutamente ringraziati per queste opere, anche perché sono veramente pochi le lingue da tutto il mondo che hanno a loro disposizione la Bibbia completa. La loro lingua. E questa è distribuita dalla edizione Paolini, no? Allora, dicono che l'editore ha anche la proprietà sui testi, è l'Istituto per Storia del Friuli Pio Paschini, un ente d'eglesie furlane, de arcidiocesi di Udine, che è formalmente l'editore dell'opera. È un ente che è facilmente reperibile online e per informazioni anche logistiche, per eventuali, insomma, anche il reperimento dall'opera, se uno non ha dimestichezza con la filologica o non ha contatti con la filologica, può rivolgersi direttamente all'origine, all'editore, l'Istituto Pio Paschini. Pio Paschini, ma se uno al passaparodo non la può dire tale, perché no, tu arrivi a... Dalle migliori librerie o in alternative, per esempio, che l'hai chiamata anche io, dalla sede della filologica hanno a disposizione qualche copia in via Manin. Per esempio a Udine, ma le sedi della filologica sono sparnizzate da tutto il Friuli, a Tumiec per l'Alte, a Pordenone per il Friuli occidentale, a Gurizia per l'orientale, per fare degli esempi. Ma io credo che da ogni buona libreria, anche insomma, è online la Bibbia, fra l'altro anche sul web di Iglesie Furlane, iglesiefurlane.org, su licenze proprio dall'editore l'Istituto Pio Paschini, e quindi insomma è una larga disponibilità. Praticamente un po' perdotto, oltre che sulla chiarte e anche sui computers, perché che sanno praio. Bene,
Allora, io intanto ti saluti te, ti ringrazio del tuo intervento sulla Bibbia, mi fa piacere che tu sei venuto a presentare e che la gente può conoscere questo lavoro e saluti anche i nostri amici di Aquilis Libaris con un grande Mandi. Mandi Aquilis. La proposta di Aquile per migliorare la viabilità nella nostra regione. Perché mai ci vuole sempre così tanto tempo a raggiungere i 3 principali capoluoghi della nostra regione, Pordenone, Udine e Gorizia? Me lo siete mai chiesto? Ecco, questo è un punto del nostro programma che vogliamo assolutamente implementare e migliorare. Dobbiamo unire il Friuli nella maniera più ecosostenibile possibile e nella maniera più moderna possibile. Noi ci impegneremo per questo. Buona salute a tutti. Abbiamo avuto negli ultimi 10 anni, più o meno accendendo la televisione, tante volte abbiamo sentito parlare di una famosa direttiva, la direttiva nitrati. Questa direttiva nitrati è nata dalla condizione, che l'Europa ha notato nelle falde e nelle emissioni, delle acque che vanno in mare, un carico di azoto molto elevato. Ha cominciato a chiedersi da dove veniva. Sui paesi del nord Europa, soprattutto la Danimarca, paesi con un alto carico di bestiame allevato, questo mare di nitrati era molto forte. A questo punto la CE ha dovuto per forza, l'Europa ha dovuto per forza correre ai ripari e la questione dei nitrati è venuta a galla. Naturalmente l'Italia ha fatto finta di niente per un po', dopodiché ha dovuto effettivamente prendersi il carico e cercare di risolverlo. Quello che è successo è che l'ha risolto nel peggiore dei modi, perché da una parte ha penalizzato gli allevatori che sostanzialmente non avevano colpe grosse, mentre invece ha lasciato libera o non ha, come si può dire, regolato una grossa parte di agricoltura che attraverso l'utilizzo di concimi di sintesi, classica urea che si butta nel mais, aveva contribuito in maniera notevole a questo problema ambientale. Per cui gli allevatori sono stati, il capro espiatorio che hanno dovuto subire una disciplina ferocissima nella distribuzione dei liquami o dei letami durante l'inverno. Fatto sta che se in quei periodi lì piove, ci sono condizioni climatiche avverse, quello o quell'altro, diventa un problema. Per mia esperienza, ho messo mano a capire cosa stava succedendo, mi sono letto tutta la direttiva nitrati. La direttiva nitrati è sostanzialmente divisa in 2 parti. La prima è il problema, il pericolo e dunque le proibizioni. La seconda è le opportunità. Le opportunità che si aprono sulla seconda parte sono quelle che se il processo di compostaggio della sostanza organica è fatto bene e regolare non crea problemi. Io come agricoltore che ho preso queste scelte tanti anni fa, le ho imparate in Germania, lo sapevo e quello che mi chiedevo era proprio perché non lo fanno, perché non lo dicono, perché non aiutano gli allevatori a uscire da questo stato di crisi.
E questa è purtroppo una delle ragioni per cui in tanti ci mangiano e in pochi ci devono poi subire le conseguenze. Su questo aspetto proprio ci torneremo, perché la pratica di compostaggio della sostanza organica è una pratica, diciamo, che è non solo necessaria, ma è indispensabile per il passaggio progressivo anche della condizione, diciamo, dell'allevamento, affinché non sia, come si può dire, che prema sull'ambiente, ma che abbia la possibilità di creare una ricchezza effettiva attraverso il tame e di conseguenza arrivare ad avere un prodotto che è libero nell'utilizzo e ha un'altissima capacità di fertilizzazione del terreno. In più, ai primi del 2000, diciamo, il processo che è nato anche all'interno della comunità europea è stata quella sul benessere animale. Di conseguenza l'animale doveva essere portato non più sulla griglia, sui liquami, ma sulla paglia per un effettivo benessere, ma questo ovviamente avrebbe creato dei letami. E in questo caso oggi si vede come il nostro sistema anche accademico di insegnamento agricolo è molto arretrato, talmente arretrato che non ha neanche idea di cos'è un compostaggio agricolo. E questo purtroppo è un grosso handicap che dobbiamo risolvere. Come? Non lo so. Ci vorrebbe la politica un po' più forte che tiri per la giacca quel mondo accademico che è ben pagato per contar balle. Buona salute a tutti! Le proposte di Aquile. Riequilibrio generale della spesa culturale regionale, ad esempio teatrale. Per fare solamente un esempio macroscopico, i teatri di Trieste risultano tanto perennemente in perdita quanto esageratamente sovrafinanziati da parte delle casse regionali. Ciò vuol dire in prevalenza dalle tasse dei contribuenti friulani. Trieste, vogliamo ricordare, ha solo un quinto degli abitanti della regione. La spesa teatrale e culturale deve essere proporzionale rispetto alla popolazione residente nei vari territori. Mamma Regione ha sempre meno soldi e con Aquile dal Friul starà molto più attenta a come li distribuirà tra i fratelli. Noi non siamo triestini né intendiamo diventarlo.